Treviso l'allerta arancione, da domani lo stop ai diesel a Euro 4, rischio di allerta rossa nei prossimi giorni, negli altri comuni le amministrazioni procedono in ordine sparso, rischio caos. Aveva perso il fratello in un incidente, ora è lui a rischiare di dover rispondere della morte dell'amico 19enne. Per lo schianto di ieri a Merlengo la procura ha indagato un 21enne, si attende l'esito dell'alcol test. Anziano alla guida non si ferma all'incrocio e si schianta contro un'ambulanza. L'incidente stamane lungo la Treviso Mare a Roncade. Il videomessaggio di Manuel Bortuzzo dal letto del centro riabilitativo di Roma, il 19enne sorridente: vi ringrazio tutti per l'affetto, ora per me inizia un nuovo allenamento. Lo scorso luglio, mentre era ai domiciliari per il furto del telefono di un giudice, aveva rapinato una farmacia. A distanza di 6 mesi la polizia ha scoperto l'identità del bandito. Razzie nella Marca, ladri in azione in una pasticceria del centro di Oderzo, l'amarezza del titolare: siamo impotenti di fronte a questa piaga. Un incendio divampa in una casa di San Vendemiano, un'anziana di 93 anni intossicata per aver inalato il fumo, l'abitazione è stata dichiarata in parte inagibile. Presentato oggi a Venezia il CDA della Fondazione Veneto Film Commission, l'assessore Corazzari: forte impulso all'immagine della regione nel mondo. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. PM10 fuori controllo, scatta in Veneto l'allerta arancione, da domani anche a Treviso, stop ai diesel Euro 4 e tra una settimana si rischia l'allerta rossa. Intanto Coldiretti lancia l'allarme, temperature anomale mandano in tilt le colture. Questa mattina abbiamo avuto segnalazione ufficiale dall'ARPAV che siamo subentrati dopo 4 sforamenti in allerta arancione. 4 giorni consecutivi di smog alle stelle, scatta a Treviso come in tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto, con la sola eccezione di Belluno, l'allerta arancio. Stop dunque dalle 8:30 alle 18:30 alle auto diesel fino ad Euro 4. Restano le limitazioni del livello verde per gli altri mezzi, i furgoni diesel fermi fino all'Euro 4, le auto a benzina fino ad Euro 1 ed i ciclomotori a 2 tempi Euro 0. Le concentrazioni di PM10 nell'aria registrati dalla centralina ARPAV di via Lancieri di Novara da giovedì 14 febbraio hanno sforato quotidianamente i valori massimi consentiti di 50 microgrammi per metro cubo d'aria, facendo così scattare l'allerta arancio. I trevigiani non potranno più circolare con le Euro 4 diesel, ovviamente salvo le deroghe previste, che sono molte. Consiglio a tutti di andare sul sito del comune per capire quale deroga utilizzare per evitare di bloccare la propria attività produttiva. E se la cappa di smog che inquina l'aria non si dissolverà, e purtroppo le previsioni del tempo non promettono pioggia o vento nei prossimi giorni, lunedì prossimo potrebbe scattare l'allerta rossa. Ci auguriamo, ripeto, le condizioni che ARPAV ci dà sono quelle di un generale miglioramento della situazione, e ci auguriamo di non entrare in questa situazione. In quel caso l'allerta rossa prevederà il fermarsi anche di quelli che sono i mezzi commerciali per una fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30. Unica nota positiva del clima di questi giorni, e cioè le temperature particolarmente miti nelle ore centrali della giornata, è quello di spingere i cittadini ad abbassare il riscaldamento di case e negozi, limitando quindi le emissioni inquinanti in atmosfera. Considerando che oggi ci aggiriamo attorno ai 14 gradi e sicuramente la minima sarà più bassa, pensiamo che comunque i trevigiani cominceranno a utilizzare meno quello che è il riscaldamento domestico e parallelamente anche le aziende di attività commerciali, e a quel punto l'effetto smog diminuirà per emissione minore di PM10 dato dalle caldaie. Ma l'anomalia climatica sta facendo sentire i propri effetti anche sull'agricoltura, con la Coldiretti che lancia l'allarme. Il caldo sta predisponendo alla ripresa vegetativa soprattutto le piante da frutto, rendendole particolarmente vulnerabili all'eventuale prossimo arrivo di una nuova ondata di gelo con danni incalcolabili sulla produzione. Se questa dunque è la situazione nel comune di Treviso, per quanto riguarda gli altri comuni della Marca le amministrazioni procedono in ordine sparso. Per quelli sopra i 30.000 abitanti, a Castelfranco, dove è scattato il livello arancio, il comune ha derogato il blocco dei veicoli più inquinanti in quanto manca una rete capillare di trasporto pubblico locale. Montebelluna e Conegliano per questa volta la scampano in quanto i valori di PM10 non hanno registrato 4 sforamenti consecutivi.
consecutivi. Ci sono poi gli altri 12 comuni dell'agglomerato di Treviso, nel quale da domani scatta l'allerta arancio, e qui scatta anche il caos perché le ordinanze antismog predisposte dalle amministrazioni sono diverse. Limitazioni come a Treviso, quindi stop ai diesel Euro 4 a Preganziol, Casale sul Sile e Ponzano, anche se quest'ultimo comune varia le fasce orarie dello stop con una pausa dalle 12:30 alle 14:30, ma non essendo ancora pronta la segnaletica, per il momento il blocco del traffico a Ponzano non è attuabile. Il comune di Carbonera sta decidendo in questi minuti, ma verosimilmente non ci saranno blocchi. Maglie larghe dell'ordinanza antismog a Mogliano, con il livello arancione scatta il divieto di circolazione dalle 8:30 alle 18:30 dei veicoli privati e commerciali, benzina e diesel fino all'Euro 2. Roncade, Paese Quinto e Villorba hanno invece preferito intervenire sui riscaldamenti e con raccomandazioni ad utilizzare l'auto il meno possibile o a spegnere i motori ai semafori, senza però prevedere blocchi del traffico che sarebbero stati troppo penalizzanti per i cittadini. Ed ora vediamo insieme le impressionanti immagini del SUV impazzito che sabato sera a Conegliano, ecco lo vediamo, ha provocato un incidente in Viale Venezia con un bilancio di 2 feriti, bilancio che avrebbe potuto essere anche peggiore. Vedete l'auto che sbanda improvvisamente fino a quando urta un altro veicolo ed esce di strada. Dopo l'ultima sbandata il conducente ha anche percorso un tratto di strada contromano, ancora in corso di accertamento le cause della sbandata e poi dell'incidente. E torniamo a parlare di un altro incidente, quello che si è verificato sabato notte in provincia di Treviso ed è costato la vita ad un 19enne di Zero Branco, prima dalla parte delle vittime per aver perso il fratello, ora indagato per omicidio stradale. Si incrociano strane coincidenze drammatiche proprio nel caso dell'incidente che è costato la vita a questo giovane di Zero Branco. Sentite. Il fratello era morto in un incidente stradale lo scorso anno, mentre era a bordo dell'auto condotta da una ragazza. Ora è lui, un 21enne di Zero Branco, di origini marocchine, a rischiare di dover rispondere di omicidio stradale, quello dell'amico Clisman Gini, il 19enne di Zero Branco, che ha perso la vita ieri all'alba in via Mure, a Merlengo di Ponzano. Era seduto al posto del passeggero Klinsmann quando la Mercedes classe A ha preso velocità ed è finita fuori strada abbattendo un palo di cemento della rete elettrica e ribaltandosi su un campo. Un impatto violentissimo, come raccontano i testimoni, tra cui l'ex consigliere comunale Alessandro Lemesin. La velocità era altissima, perché quel palo era della luce che io ora sostituio è stato troncato come un salame col corteo, cioè di netto. Una roba impressionante. Guai corre moltissimo, Guai corre molto velocemente, anche se tante curve, ma sia di giorno che di notte. Sul conducente la polizia stradale ha fatto eseguire i prelievi per verificare il tasso di alcol nel sangue. I 2 ragazzi feriti, così come gli amici arrivati poco dopo, hanno raccontato di aver trascorso la serata a bere tutti insieme. Una famiglia di origini albanesi inserita da anni, quella della vittima, riservata e lavoratrice. Appassionato di calcio, il 19enne studiava all'Istituto Palladio di Treviso. Questa famiglia aveva un unico, forse, grande scopo, che i 2 figli andassero a scuola e potessero, come dire, migliorare, potessero fare fortuna qui da noi in Italia, insomma, e aveva dedicato tutto, per cui è anche difficile commentare sta roba qua. Il sindaco si affida allora a una poesia. L'ha scritta Damiano Visenti, è in dialetto. Dice: occhio vispo, scatto pronto, 3 secondi da 0 a 100. Occhio stanco, riflesso lento, 3 secondi, sta attento. Distrazione un momento, giovinezza sotterrà. Santi che dorme in una notte già sa, piange a tua ultima luna, già vedova del sole. Santi distanti una notte sbagliata, a canna del scioppo non era un campo ma una strada. Se stua tua luce contro quella del lampion, finisse presto a partire se qualcuno sbusa un baon.
Incidente nella tarda mattinata di oggi a Roncade, all'incrocio di via Montiron con la Treviso Mare. Un 70enne in auto non si è fermato all'incrocio, è uscito quindi nella strada principale schiantandosi contro un'autoambulanza che stava transitando. Danni all'ambulanza nella parte anteriore del mezzo, a bordo c'erano un infermiere e l'autista che fortunatamente sono rimasti illesi. È andata peggio invece all'anziano conducente della vettura che è rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave. Parla per la prima volta in video Manuel Bortuzzo, il 19enne di Morgano rimasto paralizzato dopo la sparatoria a Roma ed ora è nella clinica dove ha iniziato il lungo percorso di riabilitazione. Un messaggio di forza e di speranza quello di Manuel, sentiamolo. Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, come potete vedere sto sempre meglio, sono appena arrivato in quello che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Qua sono al Santa Lucia, il nuovo centro di riabilitazione qui a Roma, dove rimarrò per un bel po'. E niente, sono contento, sto bene e volevo semplicemente ringraziare quelle persone fantastiche che lavorano presso l'ospedale San Camillo di Roma, che veramente tra medici e infermieri mi hanno dato una mano non solo fisica ma anche proprio morale, non da poco. Tutta la squadra della federazione che ha contribuito a rendere questo mio percorso migliore e niente, adesso io sono qua, non vedo l'ora di darò tutto quello che ho per tornare tra di voi il prima possibile, perché veramente poi ci voglio rimanere poco. E niente, poi ci aggiorniamo sui social. Grazie di tutto il supporto che mi state dando. Io anche se non riesco a rispondere a tutti quanti, giuro che leggo tutto e ogni giorno sono col sorriso stampato in faccia per tutto il supporto che mi date. E niente, un abbraccio fortissimo a tutti quanti, a presto e niente, adesso si inizia l'allenamento. Ha compiuto una rapina in farmacia mentre si trovava ai domiciliari per furto. A distanza di 6 mesi un 44enne di Casier è finito in cella. Trovarsi agli arresti domiciliari, tra l'altro per il furto del telefono cellulare di un giudice del Tribunale di Treviso, non lo aveva scoraggiato dal continuare la sua attività criminale. 6 mesi dopo un 44enne di Casier, Federico Crocetti, ex agente di commercio, è finito in carcere con l'accusa di rapina aggravata. Secondo gli investigatori della squadra mobile sarebbe lui il soggetto che lo scorso 31 luglio, armato di taglierino, aveva fatto irruzione nella farmacia del Sile di Lanzago di Silea. È riuscito a portare via circa 500 euro scegliendo un orario a lui un po' più favorevole, nel senso che ha cercato di evitare la maggiore affluenza del pubblico. Ben sapendo della presenza delle telecamere di videosorveglianza, aveva cercato di coprire, oltre che il viso con sciarpe e occhiali, anche la scritta sul casco e la marca delle scarpe con del nastro adesivo. Dall'analisi dei filmati abbiamo rilevato che sia la particolarità dello scooter che il casco dalle scarpe, c'era qualcosa che in parte dissimulava un po' quello originale, e da lì siamo partiti e siamo riusciti a risalire al vero autore della rapina alla farmacia. Elemento principale il modello dello scooter con cui era fuggito, piuttosto raro. Il 44enne poteva uscire di casa solo per recarsi al lavoro, ma quel pomeriggio la sua destinazione era stata un'altra. Non è escluso, e le indagini proseguono in questo senso, che possa esserci lui dietro altri colpi analoghi messi a segno fuori provincia. Furto nella notte tra sabato e domenica in una pasticceria di Oderzo, bottino 400 euro, ma i furti non accennano a diminuire nemmeno a Conegliano. In una casa i ladri si sono fermati persino a bere delle birre prese dal frigo. Sentiamo. Sono entrati qua dal bagno, diciamo,
sono entrati dalla finestra del bagno, allora hanno rotto la finestra, ho dovuto cambiarla ieri, sono entrati di qua e dopo si sono diretti verso la cassa. Ladri in azione in pieno centro storico ad Oderzo. Nella notte tra sabato e domenica all'interno della pasticceria Caruso di via Calle Opitergium, ignoti sono penetrati all'interno del negozio scassinando la finestra del bagno. Una volta entrati, i malviventi hanno rovistato in ogni angolo, riuscendo ad impossessarsi di 2 computers e una macchina per la cioccolata, oltre al registratore di cassa con circa 400 euro in contanti. Questo qua praticamente è la cassa che ho dovuto cambiare ancora stamattina, che mi hanno portato, e il filo rotto qua che mi hanno tagliato per portarsi via la cassa. Poi avevo un'altra macchina della cioccolata, me l'hanno portata via, e un iPad e un computer. Del caso si stanno occupando i carabinieri della tenenza di Oderzo, che passeranno al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. È una piaga che dilaga, anche altri colleghi mi hanno detto che hanno subito altrettanti furti, altre pasticcerie, così sempre con la stessa tecnica. I furti nella Marca non accennano a diminuire. A Conegliano nel fine settimana una famiglia si è trovata la casa messa a soqquadro dai ladri che, oltre a provocare danni agli infissi e alle stanze della casa, hanno persino trovato il tempo di bere della birra trovata nel frigo. Ubriaco litiga con il datore di lavoro e poi minaccia i carabinieri con un coltello. Arrestato un pastore. La gestione di un gregge di pecore nelle campagne di Volpago del Montello all'origine dell'accesa litigata tra un pastore rumeno di 34 anni ed il suo datore di lavoro, anch'egli rumeno. Litigio talmente acceso, acuito dai fumi dell'alcol del dipendente che aveva alzato il gomito, da far sì che il proprietario del gregge chiamasse allarmato i carabinieri. All'arrivo dei militari delle stazioni di Nervesa della Battaglia e Montebelluna, il pastore ha estratto un coltello a serramanico ed ha minacciato i carabinieri. Alla fine i militari dell'Arma sono riusciti ad immobilizzarlo e condurlo in caserma. Il 34enne è stato quindi arrestato e portato in carcere a Treviso. Pubblicità ora, a tra poco con ancora cronaca dalla provincia di Treviso. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Incendio in un'abitazione a San Vendemiano, intossicata un'anziana. L'incendio è divampato in pochi attimi all'interno di un'abitazione di via Sant'Iziano a Zoppé di San Vendemiano, circa alle 10. Le fiamme si sono innescate con tutta probabilità a causa di un cortocircuito della luce della bajour nella camera da letto. Probabilmente è partito da una bajour, adesso i vigili del fuoco faranno una relazione per confermare che sia partita da un cortocircuito elettrico. Una signora di 93 anni, in quel momento sola in casa, è rimasta leggermente intossicata. A mettere in salvo l'anziana è stato un passante che ha notato il fumo fuoriuscire dalla finestra ed è intervenuto in suo soccorso. Le fiamme hanno semidistrutto la camera da letto al primo piano, il fumo ha invaso il piano terra, poi si è propagato per l'intera casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano che hanno spento il rogo e gli infermieri del SUAM 118 che hanno trasportato l'anziana al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano dove si trova ancora ricoverata. Le sue condizioni non sono fortunatamente preoccupanti. In via Sant'Iziano sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri e il geometra comunale. L'abitazione risulta ora parzialmente inagibile. I danni causati sono ingenti. Portata via in 10 giorni da un tumore al cervello, un intero quartiere di Treviso, quello di Fiera, commosso per la perdita della sua farmacista. Io ricordo di una persona sempre sorridente, solare, ben voluta da tutti i clienti, un punto di riferimento per il quartiere sicuramente. Commossi e sotto shock, increduli per la morte in una manciata di giorni della loro collega, a Fiera il quartiere intero si è stretto intorno alla sua farmacia e alla dolorosa perdita della dottoressa Alessandra Saccardi, 49 anni, brava professionista e mamma di 2 figli, portata via da una malattia che le era stata diagnosticata solo il 5 febbraio scorso. A fine gennaio mi aveva
chiesto qualche giorno per apparentemente un'influenza. Poi invece è stata ricoverata presso l'ospedale, subito gli è stato diagnosticato purtroppo un tumore al cervello e nel giro di 10 giorni, dopo 2 operazioni, c'è stato il decesso. Una cosa rapidissima e anche imprevedibile. La morte è venerdì sera, l'indomani diversi clienti hanno voluto far sentire la propria vicinanza e il proprio dolore. Hanno portato i fiori nella giornata di sabato e devo dire che quasi ogni persona che entra in farmacia viene a farci le condoglianze a noi o a tutto il personale perché si sente vicino, anche perché la conoscenza della dottoressa ed era ben voluta da tutti, insomma, ecco. I funerali di Alessandra Saccardi, che in precedenza aveva lavorato proprio alla farmacia di Madonna Granda, saranno celebrati domani pomeriggio alle 3:15 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Il feretro partirà alle 3 dall'ospedale Cafoncello. Rimane invalido dopo essere stato investito dal muletto condotto da un collega di lavoro. Secondo la vittima si è trattato di uno stupido scherzo che ha avuto conseguenze drammatiche. Scontro di perizie in tribunale a Treviso sull'incidente sul lavoro verificatosi nel dicembre del 2014 nel piazzale di un'azienda a Casier. Un operaio, allora 29enne, venne urtato da un muletto condotto da un collega. Il mezzo gli passò sopra il piede sfracellandolo. Scongiurato il rischio di amputazione dopo una lunga serie di interventi chirurgici, il giovane è però rimasto invalido. Secondo l'accusa, sostenuta dall'avvocato Ivan Venzo, l'investimento non sarebbe frutto di una tragica fatalità, ma di un assurdo scherzo che il collega del giovane avrebbe messo in atto. In pratica l'uomo alla guida del muletto avrebbe iniziato ad effettuare delle brevi manovre procedendo a scatti in direzione del collega, prima accelerando poi frenando di colpo per spaventarlo. Fatale l'ultima accelerata, l'uomo non avrebbe frenato in tempo maciullando il piede del collega. Opposta la versione dell'investitore. Nel processo, iniziato lo scorso dicembre, sono imputati con l'accusa di lesioni colpose il conducente del muletto ed il legale rappresentante dell'azienda dove si è verificato l'incidente. A fine marzo la sentenza. Presentato stamane a Venezia il nuovo consiglio d'amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission e con esso la prima grande sfida. Sentiamo. Valorizzare il territorio, far conoscere il Veneto in tutte le sue peculiarità, fare crescere il sistema delle professionalità e delle maestranze. In sintesi veicolare il vero Veneto nei film, nelle fiction, nei documentari, al di là degli stereotipi del passato. Perché il Veneto, che nella filmografia è rimasto ancorato ai vizi ritratti da Pietro Germi in Signore e Signori, è una regione aperta, positiva, dedita al lavoro e alla solidarietà. Parola di Cristiano Corazzari, l'assessore regionale alla cultura, artefice della nascita di Veneto Film Commission, da oggi operativa e con una propria personalità giuridica. Sicuramente la Regione Veneto vuole investire nel mondo del cinema, delle fiction, delle produzioni, perché sappiamo che investire in questa direzione significa far crescere tutto il nostro sistema economico. È un'industria molto importante sia da un punto di vista della nascita delle professionalità, del lavoro, ma anche per la promozione del nostro territorio, delle eccellenze che abbiamo nella nostra regione, che sono da scoprire in tutto il mondo. La Film Commission sarà fondamentale perché avrà un ruolo per attrarre produzioni internazionali in Veneto, per far conoscere i palcoscenici naturali che sono vanto del Veneto nel mondo, ma che ancora oggi non sono trasmesse e comunicate. Con un occhio di riguardo alle professionalità, agli attori veneti, a chi lavora nel mondo del cinema, che in Veneto deve trovare ulteriore occasione di crescita. Fare sistema, fare rete sono le parole d'ordine di Fondazione Veneto Film Commission. Valorizzare le risorse locali, qui parliamo anche di formazione di attori, di registi, insomma, quindi con dei corsi professionali ad hoc e oltre ad aiutare le imprese locali, portare dall'estero le grandi produzioni. Perché è all'estero che il nuovo board di Fondazione Veneto Film Commission guarda con attenzione, da Cannes a Berlino, passando per la Mostra del Cinema di Venezia e prima ancora all'Anica a Roma, per costruire una rete di rapporti che saranno volano importante per il rilancio della cultura tout court. Oltre al presidente Luigi Bacialli, in consiglio d'amministrazione siedono il consulente editoriale Giacomo Brunoro, Cecilia Valmarana di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleore e Giulia Lavarone, ricercatrice all'Università di Padova. A sostegno delle produzioni cinematografiche la Regione ha destinato 5 milioni di fondi comunitari. Approvato anche il primo bando che mette a disposizione 1.350.000 euro per sostenere fiction e animazione, 150.000 euro per la produzione di documentari e cortometraggi.
Ed ora lo sport, basket, importante vittoria in casa per la De Longhi, ma a tenere banco è anche la rottura sempre più forte con il capitano. Sono molto contento per lui, quindi immagino che per lui sia una bella responsabilità. Un orgoglio e una bella responsabilità perché siamo una società importante, siamo una società che ha fatto la storia della pallacanestro italiana ed è una società che ha degli obiettivi importanti. Settembre 2018 ci eravamo tanto amati, da una parte coach Max Menetti, dall'altra Michele Antonutti che riceveva la fascia di capitano della De Longhi. 5 mesi dopo il sorriso resta solo nei volti dei tifosi di Treviso che assistono alla schiacciante vittoria contro Mantova al Palaverde, ma per Antonutti sono 40 minuti in panchina senza mai calcare il parquet, il segnale che la sua avventura sembra finita con la De Longhi. Scelta tecnica, dice Menetti, ma il gelo tra i due è palpabile in attesa solo di una ufficializzazione. Eppure, nonostante il caso del capitano in rottura, la dimostrazione che la testa della squadra c'è è proprio nella vittoria contro Mantova, in una partita che poteva risentire della tensione e invece conferma la solidità di Treviso. È una solidità difensiva che poi in molti momenti della partita ci ha anche permesso di giocare in velocità, di giocare diciamo rispetto anche alle nostre caratteristiche. Abbiamo trovato una squadra molto tosta, perché il punteggio magari può dire di una partita facile, invece abbiamo trovato una squadra che non ci ha regalato niente, tant'è che abbiamo segnato solo 71 punti. Oltre ai soliti Barnetti, Imbrò e Tessitori, buone notizie dal nuovo innesto Severini in attesa di testare il grande atteso Logan, ma il coach non risparmia qualche critica. Un po' leziosi, a volte un po' superficiali, non ci hanno permesso di chiudere veramente delle buone triangolazioni o quantomeno delle buone idee offensive. Però abbiamo perseguito l'obiettivo, non ci siamo disuniti, abbiamo trovato anche un paio di canestri importanti individualmente. Ora testa la doppia sfida in terra marchigiana, prima Iesi, poi la Coppa Italia, cercando di dimenticare il caso Antonutti. Tra poco appuntamento con 20:10, in studio questa sera Gloria Tessarollo, assessore al sociale del Comune di Treviso, e Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico. E poi in prima serata, come ogni lunedì, dalle 21:15 torna Ring, la politica alle corde. In studio Giovanni Zorzi del PD, Enrico Zanetti, Vincenzo Marinese di Confindustria Venezia Rovigo e Gian Antonio Darè della Lega. È tutto per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, grazie per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, il meteo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Nel dettaglio sul Veneto prosegue un tempo asciutto e stabile, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime oscillanti tra i 0 e 3 gradi, massime comprese tra i 7 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà nuvoloso con qualche velatura a carattere sparso dalle Alpi alla costa, spesso anche persistenti durante l'arco della giornata. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i 2 e i 3 gradi, massime oscillanti tra i 9 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'anticiclone. Infatti avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature minime comprese tra i -1 e -3 gradi, massime oscillanti tra i 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.